Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Linea Rovente. Si stanno avvicinando ormai prepotentemente le festività natalizie e c'è naturalmente chi pensa a cosa portare in tavola. Dall'altra parte invece c'è chi pensa a cosa accadrà quando si alzerà dalle nostre tavole sempre più imbandite. E quello che ci si chiede è sì, va bene, sazi ma non troppo, perché? Perché poi ci sarà naturalmente il dover affrontare la bilancia. E cosa accadrà quando magari l'ago della bilancia sarà salito un po' troppo? Come affrontare e soprattutto come andare a contrastare quei chili di troppo che abbiamo preso in questo periodo natalizio? Ce lo chiediamo naturalmente con il dottor Francesco Garritano, nutrizionista biologo, che oggi ha un compito arduo, quello non di farci passare l'appetito, perché davvero in questo periodo, dottore, penso sia praticamente impossibile, perché ci sono la maggior parte delle donne già impegnate nel preparare i dolci della tradizione tipica natalizia. Molti sono stati già preparati e addobbano già le tavole di tante case, ma soprattutto tantissimi di noi sono già pronti con la lista della spesa, perché tra 4 giorni ci si siederà a tavola e si inizierà con il cenone della vigilia. Ma poi cosa accadrà? Poi cosa accadrà, Alessandra? Innanzitutto ciao e saluto tutte le persone che stanno seguendo. Siamo entrati nel vortice, siamo già nel vortice di queste festività. Le domande sono sempre le classiche, come hai detto tu: come affrontare, cosa fare, quanti chili prenderemo durante queste vacanze, quindi domanda difficilissima. Diciamo, anche la verità, però ce lo poniamo tutti. Ci sediamo tutti con l'intenzione, con l'idea no, non devo esagerare, e poi alla fine ci lasciamo tentare da tutte le prelibatezze che si portano in tavola. Purtroppo è quello che dico, che in questo periodo lo sappiamo già che ci saranno riappariranno sulle nostre tavole dei cibi che spesso abbiamo parlato un po' maluccio nelle puntate passate, quindi lo zucchero, le farine raffinate. Ci saranno, ahimè, qualche alcolico, gli alcolici e i superalcolici, però dobbiamo cercare, come dico io sempre, un buon senso, perché comunque è un periodo di festa, un periodo di convivialità, e quindi non possiamo negarci tutto, anzi dobbiamo... Bando alla tristezza, voglio dire. Assolutamente. Un po' di leggerezza e di tranquillità se la possiamo concedere. Assolutamente, anzi dobbiamo cercare di affrontare questo periodo con serenità. Poi gli eccessi li gestiremo e vedremo, più o meno dando dei consigli a chi ci sta seguendo, cosa poter fare sia durante che poi vedremo magari dopo cosa allora, fare. Partiamo magari da chi sta stilando adesso la lista della spesa e si sta scervellando per cosa portare in tavola magari proprio la sera del 24. Il nostro Sazi ma non troppo parte proprio da questo presupposto, di presentare una serie di pietanze che possano saziare nella giusta quantità, perché anche lì è un discorso anche di quando noi abbiamo questo vizio di imbandire delle tavole per un esercito quando magari si è poi in poche persone. Certo. Quindi giochiamo bene di quantità ma di qualità anche nei modi di cottura. È vero che la sera di Natale solitamente si mangia il pesce, magari la frittura... Sì, allora, ecco, hai detto una cosa bellissima, no? Perché cerchiamo di puntare sulla qualità e cerchiamo, non dico, sulle nostre tavole ci saranno veramente tante portate, magari ci saranno tanti primi piatti, tanti assaggi tanti primi, ma cerchiamo di assaggiare i primi piatti, non di prendere tutti e 7 i piatti e poi continuare senza un controllo. Però la cosa prima che mi sento di dire è cominciare dalla mettere sulla tavola delle crudité.
c'è le crudité che aiutano tantissimo in questo periodo, perché anzi io prima delle crudité suggerisco ai miei pazienti di fare proprio prima del cenone, di mangiare della frutta qualche ora prima, in modo da non arrivare veramente con quella fame bulimica, e poi sedersi a tavola gustandosi quindi delle buone crudité, quindi carote, finocchio, messe anche in salsette sane che si possono fare con l'uovo, col limone. Famoso Quindi, pinzimonio, per sì, intenderci. praticamente. E poi veramente gustarci il primo piatto, per esempio se parliamo del cenone di Natale, gustarci il nostro primo piatto, farci del pesce, fare un po' di assaggi di verdure e concludere ancora con le crudité, quindi concludere con i famosi finocchi, un po' di frutta secca, quindi cercare di rispettare un po' gli equilibri dei vari nutrienti, Diciamo no? che potremmo fare come un'idea innovativa una serie di primi al cucchiaio o comunque tipo un finger Sì, food, proprio sì, delle mini porzioni che siano degli assaggi e che consentono intanto anche a chi certo, cucina di cucinare meno e di cervellarsi meno ai fornelli. Una cosa più sfiziosa che magari con 2 o 3 assaggi di primo vadano a assolutamente. comporre una porzione anche più ridotta. Questo può Assolutamente, essere un buon consiglio? buonissimo consiglio, tant'è vero che se guardiamo dei programmi di cucina, io ne osservavo uno in questi giorni, se vedevo praticamente delle piccole porzioni di primo piatto, quindi che poi facevano un piatto completo di primo. Quindi tante piccole cose e quindi non esagerare invece in tutto, quindi, e puntando sulla qualità, facendolo un bel primo, ecco, cioè, dovendo scegliere uno spaghetto integrale, cercando di mangiare più che della farina bianca. Ormai credo che l'integrale sia passato nelle case degli italiani, almeno come concetto, perché mangiare integrale significa non stare a dieta ma mangiare meglio, questo dobbiamo ricordare, la cosa importante. E poi anche lì, nei secondi, possiamo anche poi scegliere, anche fare, come hai detto tu nei primi, fare anche un assaggino di secondi, cercando di controllarci sui metodi di cottura. Certo, cerchiamo di andare meno con soffritti e altre cose, anche se ci saranno, però limitiamoli, perché il nostro fegato, come ho detto prima, che è il nostro laboratorio chimico, il nostro fegato Sarà veramente messo a dura a prova, dura prova. diciamocela tutta, perché poi se la sera del 24 tradizione vuole che si mangi il pesce, se passiamo poi al 25, almeno dalle nostre parti qui in Calabria, di solito è il giorno di lasagne e lì non è che ci si vada poi così tanto per il sottile o in maniera No, leggera. no, purtroppo se il cenone lo facciamo in questo modo, il Natale non ci risparmiamo sicuramente, specialmente come hai detto tu, giù c'è più il discorso di fare Abbiamo questi. una telefonata, dottore Garitano, sentiamo con chi parliamo. Pronto? Pronto, con chi parliamo? Forse abbiamo qualche problema con l'audio? Vogliamo provare poi magari a recuperare in un secondo momento il nostro telespettatore. Dicevamo appunto sì, il 25 di solito, se appunto abbiamo fatto il pesce il 24 sera, il 25 Lo dedichiamo, alla diciamo, alla carne, ai carne. contorni abbondanti, quindi anche lì Certo. forse abbiamo recuperato il nostro telespettatore. Pronto, con chi parliamo? Pronto, buongiorno, sono Francesca. Benvenuta in diretta, Francesca, prego. Buongiorno. Senta, volevo fare una domanda al dottore Carnitano. Da quello che ho sentito, insomma, lui parla di libertà un pochino in questo periodo, ma c'è un periodo della giornata in cui io faccio lo sgarro e mi posso sentire meno in colpa? Cioè i dolci in questo periodo abbondano sulla nostra tavola e resistere non è sempre facile. C'è un momento appunto della giornata in cui se mi concedo un dolce mi posso sentire meno in colpa, e poi sentivo che parlava delle farine integrali. C'è modo di
se io mangio un dolce in cui utilizzo la farina integrale, magari limito lo zucchero, mi fa meno male di un dolce normale che si può comprare, quindi anche in quel caso lo sgarro lo posso fare sentendomi meno in colpa, o comunque è sempre una cosa da limitare ed evitare? Stiamo cercando la soluzione, insomma, dottor Gaetano. Grazie Francesca e buon Natale. Grazie a lei, auguri anche a lei, buona giornata. Allora, due belle domande. Uno, possiamo fare dei dolci anche più sani, no? Possiamo dedicarci, anche siccome abbiamo anche più tempo, possiamo invece delle farine raffinate metterci l'integrale, invece dello zucchero metterci del miele o della frutta e voilà il dolce. Il risultato comunque non dovrebbe cambiare in termini di sapore, ma magari essere anche migliore. Migliore, perché il discorso che quando io parlo di questi dolci fatti in maniera particolare sul mio sito, ne ho diversi, ma si possono trovare in diversi siti fatti in maniera diversa, poi alla fine mi dicono: dottore, ma è più gustoso quello che mi ha consigliato rispetto a quello che facevo in precedenza. E poi sicuramente ha toccato un argomento importante, che mangiare integrale fa meno sbalzare i picchi della glicemia e dell'insulina. Ricordiamo questo concetto che ho stressato più volte, che quando noi mangiamo zuccheri, lo zucchero viene considerato come proprio una droga, quindi più mangio zuccheri più ne voglio zuccheri, quindi ecco che mangiare l'integrale non significa solo mangiare meglio, ma frenare questi picchi nell'insulina. L'insulina è un pro-infiammatorio, l'insulina porta a stoccare grasso nei nostri rotoloni addominali, e quelli saranno quelli che poi dopo le feste dovremmo cercare di andare a ridurre, dovremmo cercare È una questione anche probabilmente di abituarsi al nuovo gusto, al nuovo sapore del dolce fatto con una farina diversa. E poi mi è piaciuta la prima, mi sembra che abbia parlato di saper sgarrare, e questa è una bella domanda, perché sgarrare, io dico sempre ai pazienti, sgarriamo in maniera intelligente. Se tu devi mangiare un dolce, mangialo preceduto dalla frutta, magari da qualche fonte, magari ci metti qualche noce e mandorla, ci metti un po' di frutta secca come fonte, diciamo, di proteine, per bilanciare l'azione dei carboidrati, delle proteine e delle fibre. Le fibre ti fanno assorbire meno, ti formano come una specie di maglia che assorbe meno il carboidrato, quindi e poi sicuramente toccare il tema del quando mangiare. Se io mi devo mangiare un dolce, me lo vado a mangiare più nella prima parte del giorno, ad esempio nella colazione e nel pranzo. Ad esempio, facciamo un esempio per chi sta seguendo: se mi devo fare del pandoro, mi devo assaggiare un pandoro, me lo vado a mangiare la mattina, che sono nella parte catabolica della giornata, dove brucio di più. Se io me lo mangio la sera, brucio un po' di meno. Ecco dottore, a proposito di questo, e per chi ha invece gli attacchi di fame notturna? Per chi ha gli attacchi di fame notturna bisogna saperli anche questi gestire, perché gli attacchi di fame io li gestisco sempre col discorso della calma insulinica, cioè tenere basso il picco glicemico, e soprattutto gestirli con delle crudité, con della frutta, ma non sicuramente... Quindi il pandoro di sera, la cioccolata, non sarebbe proprio il caso, però non facciamo un allarmismo, perché è sempre per... Però, insomma, siccome di questi tempi soprattutto col pandoro finisce che uno ci fa colazione fino a marzo, per intenderci, perché pandoro e panettone sono quelli che circolano di più nelle case, così come i dolci tipici natalizi dei nostri posti, insomma, sono quelli che ci portiamo dietro e poi o ci facciamo colazione la mattina bagnati nel latte piuttosto che accompagnati dal caffè, oppure magari sono diciamo lo stuzzichino serale da divano. Ma guarda, io preferisco più fare la colazione con un pandoro, con un pezzettino di pandoro, che non farla poi la sera. Assaggiare il pandoro. Quindi la sera attaccatevi a una carota, meglio a qualcosa, perché poi l'abbiamo in Calabria la tendenza di finire la tavolata con della frutta secca, dei finocchi crudi, quindi usiamola. Sì, mangiamoli, cioè nel senso che non ci risparmiamo, però il pandoro, essendo proprio soprattutto quello classico concentrato di zuccheri,
zuccheri semplici, quelli fanno veramente... È un'arma letale, arma insomma, dopo un letale certo soprattutto orario. per l'orario, perché poi la notte il metabolismo tende un pochino a scendere e quindi tutto lo stoccheremo, il processo digestivo va a scendere, quindi lo digeriremo pure male. Quindi insomma alla fine quando poi dovremo ricominciare a fare il nostro pranzo di Natale ci sentiremo sicuramente un po' più appesantiti. A proposito di digerire, visto che in questi periodi, soprattutto in queste serate, c'è l'abitudine poi magari di restare a tavola con le famose tombolate, giochi di carte e tutto il resto, poi ti arriva sempre qualcuno con digestivo, amaro, servono davvero o ci illudiamo che ci facciano digerire? Brava, bella domanda ancora questa, perché giusto per far capire, un amaro o un limoncello, quello che vogliamo, ormai ce lo spacciano come per digerire cosa prendiamo, prendiamo quello. Invece quello dovrebbe essere proprio messo nella testa delle persone come un piatto di pasta. Proprio come un piatto, Una un'equivalente bomba calorica anche calorica, quella? una bomba calorica. Però se lo prendono per digerire. Cioè per digerire non è sicuramente Diventa soltanto anche quello un altro momento di convivialità che sicuramente fa piacere, continuate a berlo, ci mancherebbe altro, ma con tutt'altra intenzione e finalità a quel assolutamente. punto. Magari è appunto un effetto placebo che sembra dia la possibilità poi di poter continuare a mangiare dell'altro, perché poi ecco, inevitabilmente arriva la frutta secca, arrivano i dolci, c'è chi continua a mangiare magari la frutta o chi invece ricomincia ad apparecchiare perché poi vuoi che alle 11 di sera non ricominci a mangiare quello che è rimasto. Ma c'è un'altra cosa, E che mangiare ti dico, H24 in queste feste. sì, ma te ne dico un'altra, se tu mangi, se bevi quel limoncello o amaro, quello che vuoi, c'è poi la tendenza, siccome sono zuccheri, anche zuccheri, c'è la tendenza veramente che quello ti spinge al successivo sgarro, soprattutto di carboidrati. Quindi quello ti spinge verso ecco la perché dà l'idea spaghettata. forse del digestivo, perché crea la necessità di... Crea più spazio, crea più spazio se vogliamo dirlo. un vuoto. Stavamo parlando appunto di questo fatto di stare molto tempo seduti proprio a giocare tutto il resto, a giocare a carte, quando invece magari ci sarebbe la necessità proprio in queste feste, in questi momenti di fare più movimento. Assolutamente sì, su questo è quello che punto io a dire veramente a tutti, cerchiamo di fare più movimento possibile in queste festività, cerchiamo di recuperare un pochino di stanchezza arretrata, magari recuperando del sonno che magari si è perso durante diciamo, l'arco dell'anno, e usciamo fuori, perché ci sono degli esperimenti addirittura che sono stati fatti che facendo attività fisica all'aperto, quindi col freddo, il corpo quindi si abbassa la temperatura corporea, poi perde energia per farla risalire, quindi diciamo fare attività fisica fuori, non stracoperti con sciarponi, felponi e roba varia, questo ti fa perdere ancora di più, ti fa disperdere di più energia, quindi ti fa dimagrire. In alternativa attrezzatevi con dei giochi di società o altro che vi facciano fare movimento in casa se proprio non potete uscire, quantomeno insomma avete la possibilità di stare in casa e di fare movimento. E poi diciamo una cosa importante, recuperiamola questa convivialità, che alcuni pensano che la convivialità sia soltanto andare a sedersi a tavola e mangiare. La cosa che dice, dico una cosa di mia suocera praticamente, noi perdiamo 5 ore, 6 ore a cucinare per poi finire di mangiare in 5 minuti. Cioè è pazzesco, se uno ci pensa effettivamente è la cosa che succede, dici come abbiamo cucinato tutto il pomeriggio, praticamente ci siamo messi a tavola alle 9 e mezza abbiamo già terminato di mangiare. Di mangiare con calma, con tranquillità, senza fretta, anche quello favorisce sicuramente la digestione? Quello è un altro dei consigli che do alle persone che ci stanno seguendo, masticare piano, cercare il cibo è sul tavolo e non scappa sicuramente,
però dobbiamo cercarlo di assaporare, assaggiarlo, recuperare i nostri sapori e cercare di parlare mentre mangiamo, cerchiamo di parlare con chi Non ci con la sta, bocca piena, però. non con la bocca piena, ma cerchiamo Non di... dimentichiamo le buone maniere. Le buone maniere, no, ma cerchiamo di parlare con le persone e poi ecco, e questa è convivialità. Cioè, poi finito di mangiare, ecco... Magari prendere a volte anche una pausa fra una una portata e pausa, l'altra, lì dovrebbe bravissimo. essere, diciamo, anche quindi in più della padrona di casa di rallentare anche il tempo per portare in tavola appunto da una portata all'altra, proprio rallentare i tempi. Infatti un altro Perché consiglio... spesso c'è proprio la fretta di far vedere, guarda, ho Certo. cucinato questo, ho portato questo, prendi questo. No, con calma, non c'è Infatti fretta. mi stai strappando tutte Non lo le faccio più, sto spoilerando. Allora, praticamente un altro consiglio è di rallentare le portate, perché se tu hai tutto il tavolo imbandito di tutte le cose, tu in mezz'ora avrai fatto fuori tutto il tavolo. E quindi invece portarli piano piano ti consente invece anche di essere obiettivo, gestirli E forse anche di gustarli meglio. di gustarli meglio. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, restate con noi perché abbiamo ancora tanti altri consigli da darvi per restare sazi, ma non troppo, in queste feste di Natale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati, seconda parte della nostra linea rovente. Oggi stiamo affrontando il tema dell'alimentazione nell'ambito proprio dei giorni prettamente festivi, tant'è che il titolo appunto è Sazi ma non troppo. Perché? Perché ovviamente bisogna mettersi a tavola in queste festività cercando per quanto possibile, senza privazioni e senza naturalmente portarsi poi a costrizioni o a tristezza, perché ricordiamolo sono giorni di festa per tutti, ma con un occhio di riguardo un po' più attento per evitare poi di dover piangere delle conseguenze che potrebbero apparire inizialmente irreparabili. E allora lo stiamo facendo in maniera anche un po' giocosa e scherzosa, lo dobbiamo dire tranquillamente, con il dottor Francesco Garritano, biologo nutrizionista, che ci sta dando qualche dritta, anche lui giocando un po' con me quest'oggi. Allora, dottore Garritano, stavamo parlando appunto del cenone del 24, del pranzo del 25, un po' di consigli sul mangiare anche lentamente, rallentare appunto il tempo di portata proprio fisicamente nel portare a tavola le pietanze, affinché si possa anche condividere la gioia magari delle riunioni di famiglia, che ormai sono sempre più rare, diciamocelo. Certo. Vediamo talmente in maniera frenetica che a volte arrivano queste feste proprio per il piacere anche di rivedere parenti, a volte per alcuni è un incubo, ma quello è un altro discorso. Ma c'è anche un altro aspetto che abbiamo forse trascurato nella prima parte, su cui vorrei invece riportarla. Sia il 24 che il 31 a pranzo, almeno su Cosenza, c'è l'abitudine del digiuno in attesa del cenone, o comunque la preparazione di quello che si chiama in dialetto curgiurirgio, quindi il fritto, la ciambella fritta fatta di patate e farina, proprio in attesa di arrivare poi al cenone. Sì. Come si affronta questa simpatica e bella tradizione? Bella tradizione. Allora, non la possiamo mica eliminare. No, purtroppo le tradizioni è difficile, sono belle ancorate, soprattutto qui al sud, ma il discorso è cercare veramente un consiglio di non saltarlo il pasto. Perché se saltiamo il pasto la paghiamo veramente tanto nel pasto successivo. Ci mangiamo anche il commensale, se è possibile. Dipende da chi abbiamo accanto. Di chi abbiamo accanto, ma veramente io dico sempre di rispettare la crononutrizione, mangiare bene sempre a colazione, la colazione la dobbiamo fare, un pranzo lo dobbiamo comunque accettare, fare. Quindi al fritto in questo caso tipico della tradizione, ad esempio cosentina, ma immagino che sia un po' della tradizione di tutta la Calabria, ovviamente in ogni posto della Calabria poi il fritto si chiama con il suo nome tipico. Cosa possiamo abbinare per bilanciare in questo caso ed evitare di creare degli scompensi? Guarda, hai parlato che dentro il nostro cuduriello c'è praticamente
la patata, quindi ci sono carboidrati, quindi metterci comunque sempre la fibra, quindi sempre la verdura e metterci un secondo, ma anche se non dobbiamo Considerando che il esagerare. 24 non si mangia carne, quindi dobbiamo abbinare Sì, un po' di pesce. un po' di magari. pesce, ma può essere un po' di salmone con un po' d'olio sopra, ma senza, ecco, senza magari fare quello che dobbiamo dire, senza fare il digiuno. Ma neanche porzioni eccessive. Ma neanche Perché poi la porzioni sera eccessive. sappiamo quello che ci aspetta. La sera, quindi- la sera veramente la paghiamo, invece così almeno andiamo a cena con un po' di sazietà ovviamente e con un po' di poter fare delle scelte un po' più equilibrate, quello che dicevamo prima, no? Cioè, saper scegliere. La regola del buon senso deve guidare la persona, non ci possiamo abbandonare, qui siamo ancora nell'era che se non hai finito tutto, ti sei mangiato mezzo, non ti puoi alzare non dal ti tavolo. puoi alzare dal tavolo. Vediamo chi abbiamo intanto in collegamento telefonico. Pronto, con chi parliamo? Salve, buongiorno, sono Mario, chiamo da Rende. Benvenuto in diretta. Vorrei fare una domanda al dottor Garritano. Prego. Allora, dottore, vorrei un consiglio. Siccome io amo molti dolci, però ovviamente sono un po' in sovrappeso, ovviamente non voglio limitarmi a non mangiare dolci in queste feste. È una buona regola, tipo fare molta attività fisica, andare a correre dopo aver sgarrato, diciamo così, in termini tecnici. Grazie per averci chiamato e buone feste, Mario. Rispondiamo a Mario. Mi pare di aver capito, Mario, ovviamente ritorniamo su quello che ho detto prima, l'attività fisica secondo me è la cosa su cui puntare, perché quello che dico è se sulle tentazioni non possiamo farci grandi cose, magari possiamo sì ragionare, abbinarci qualche cosa per calibrare un po', equilibrare, mentre sull'attività fisica possiamo fare tanto, nel senso che io faccio l'esempio della vasca, se non riesci a chiudere la manovella del nostro rubinetto che fa uscire l'acqua, quindi il nostro cibo, almeno andiamo ad agire sulla parte inferiore della vasca facendo defluire quest'acqua. Da qualche parte dobbiamo equilibrare, perché se sullo sgarro non mi va in un periodo così bello come il Natale e quello che verrà col Capodanno e il seguito, sull'attività fisica invece mi va di spendere un po' di parole, perché le palestre non chiudono, i campi da tennis o i campi da pallavolo per fare sport, per fare qualcosa in compagnia, diciamo, sono ce aperte l'abbiamo, quindi quando tutto manca si può sempre andare a ballare. si può andare a Si ballare, coniugano le due cose, divertimento e attività. si fanno le due cose insieme. È forse la cosa migliore, no? Farsi una bella serata in compagnia per andare a ballare. Invece, ecco, quello è un bello spunto che mi hai dato, perché effettivamente si potrebbe veramente essere conviviali ballando, quindi facendo sport in questo modo. Insomma, il modo per trovare, per bruciare insomma, le calorie in eccesso accumulate lo si può trovare. Sì, ma se poi accendiamo le nostre TV dopo i cenoni, quello che vediamo sono tutte le persone magari che vanno sulle strade e vanno a fare delle corsette. Vogliamo dire anche, soprattutto, che da gennaio saremo tutti quanti in crisi, ecco perché noi cominciamo prima a dirvelo, che sarà totalmente inutile iniziare poi a fare discorsi drastici con le simpatiche diete del minestrone piuttosto che del crudité o comunque la dieta monotematica miracolosa che non esiste, di cui abbiamo sempre parlato col dottor Garritano. Quello poi è, diciamo, il pericolo che incombe, perché c'è chi appunto dirà no, devo perdere 4 kg in una settimana, anche no. Assolutamente sbagliato, infatti il discorso è
cercare di gestire più qui, più in questo periodo, cioè non arrivare veramente ai 4-5 kg messi, perché poi sono fisiologici, no, diciamo. ma poi Alessandro, è un peccato se cominci un percorso a settembre, arrivi in questo periodo che poi sono 6 feste contate, 6 rossi se vogliamo, Vigilia, il Natale, 24, Santo Stefano, 25, 26, Capodanno, 31, Vigilia 1 e 6. e 6. Quindi non è che, ecco, quello che dico spesso, che la dieta non si deve mai fare praticamente in questi giorni, ma si deve fare dall'Epifania a Natale, quindi non da Natale all'Epifania. Questo è un concetto che ripeto spesso, perché poi incorriamo in quei pericoli che hai detto prima, delle diete astruse, delle diete shock, che poi fanno male, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, al nostro corpo, no? Se pensiamo all'effetto yo-yo, che ne ho spesso parlato, questo effetto yo-yo che fa male anche alle nostre coronarie, allora ci rendiamo conto che è meglio guardarsi un attimino e gestire meglio qua. Vediamo con chi parliamo adesso. Pronto? In diretta? Chi è? Salve, sono Andrea, chiamo da Acri, sono sintonizzato da poco sul canale. Prego. E stavo appunto sentendo questo discorso sui pasti che vengono fatti, le tradizioni. Premettendo che innanzitutto saluto il dottor Garritano che seguo e stimo molto. Volevo sapere, in vista delle cene abbondanti che purtroppo si faranno, ecco, volevo sapere se la colazione il giorno dopo, ecco, come ci regoliamo? Bisogna fare una colazione leggera? Bellissima domanda, Andrea, anche perché ci chiedevamo molti di noi se riusciremo ad arrivare alla colazione alzandoci dalla tavola del cenone, visto che noi siamo abituati a fare delle non stop, quindi ottima domanda. Grazie per averci chiamato e buon Natale, Andrea. Grazie, arrivederci, buon Natale. Allora, ringrazio. Ecco, dottore Garritano, la colazione... Questa veramente, la colazione, allora... Del 25, per esempio, che è il giorno clou, o del 1° gennaio, dopo essere stati magari a ballare tutta la notte, l'appuntamento è quello del cornetto alle 6 del mattino, ma lì forse abbiamo bruciato magari ballando, ma quella del 25 mattina è... Allora, no, io dividerei le due colazioni. Allora, io dividerei la colazione del 25 da quella dell'1. Allora, dall'1 facendo un cenone e poi comunque la notte continua, la notte delle feste in piazza. Diciamo la notte dei bagordi più che altro, sempre controllati. Sempre controllati praticamente. Se noi rientriamo a casa, come io ho fatto da piccolino, ormai non lo faccio più, ma rientravo alle 6 del mattino, 7 del mattino, era praticamente inutile andare a fare la colazione, ma la cosa più importante era prendere subito un letto per andare a dormire. Però c'era il discorso di andare a prendere il cornetto e il cappuccino prima di tornare a casa, e forse anche quello può essere sbagliato, perché io mangio prima di andare a dormire. Prima di andare a dormire, ma io invece quello che consiglio è andare a dormire, fare quelle ore di sonno che a noi servono perché ci fanno stare, sono ristoratori, ci fanno ragionare un po' di più, e poi alzarsi direttamente all'ora tipo alle 12, 12 e mezza e pranzare direttamente. Il discorso del Capodanno, della colazione del Capodanno, diciamo sfasa completamente rispetto a quelli che sono i ritmi normali. Quella sì, principalmente, perché non puoi pretendere una persona che si mette il giorno di Capodanno dipende da che orario ha fatto, a farlo alzare tipo alle 9 del mattino, se andate a letto alle 7, di fare colazione, sarebbe una bastonata, no? Su questo no. Invece non lo so, quella della vigilia dipende anche qui dall'orario che si è fatto. Dall'orario che si è fatto, però se abbiamo cercato di evitare, come vi ho detto prima, il famoso pandoro, non ce l'abbiamo con questo pandoro, ma potrebbe essere qualche altro dolcetto diverso, invece andiamolo a consumare proprio al mattino,
insieme ad altri cibi che mettiamo sulla tavola e far diventare una colazione tranquilla, che ne so, verso le 8:30 del mattino, per poi all'1, 1:30 affrontare il nostro pranzo in tranquillità. Quindi io le dividerei in questo modo, perché secondo me vedo più il Capodanno più frenetico, permettetemi di passare questa parola, rispetto, diciamo, alla vigilia del Natale. No, in alcune situazioni mi è capitato di vedere la mattina di Capodanno gente fare colazione col panino con i broccoli e salsiccia perché erano rimasti dalla sera prima, però insomma quello si tratta di gusti del tutto personale, o magari ecco, di gente che è rientrata alle 7 alle 8 del mattino e aveva fame prima di andare a letto. Sì, dipende, però, ecco, dipende, sono cose molto soggettive. Molto soggettive, ma dipende soprattutto veramente da che attività hai fatto. Se hai ballato tutta la notte, hai sprecato un sacco di quell'energia, magari questa piccola concezione la possiamo pure lasciare. Non dico andiamo a letto proprio completamente a digiuni, perché se hai fatto una bella attività fisica tipo il ballo. Sì, perché poi si entra paradossalmente in un vortice in cui si sfasano gli orari, si sfasano le abitudini, per cui perdi un attimo di vista anche quello che stai facendo e diventa davvero difficile gestire le giornate. Ma infatti mi stai strappando tutte le domande, mi stai strappando tutto, perché praticamente l'organizzazione secondo me in questo periodo deve comandare. Se tu non hai una buona organizzazione, sì, godiamoci tutti quanti, no? Le nostre feste, però cerchiamo un minimo di saperci organizzare, no? Possiamo adottare tanti di questi consigli che abbiamo detto, che li ripetiamo velocemente, quindi non saltare la colazione, cercare di fare e non saltare i pasti, cerchiamo veramente di fare delle scelte oculate, cercando di abbinare bene i nostri cibi, cercando di poter scegliere quello di qualità buono. Cerchiamo di fare attività fisica, perché abbiamo detto che sul dispendio è importante avere un bel dispendio energetico. Abbiamo aggiunto una chicca che col freddo si perde più peso per il discorso temperatura corporea, e abbiamo detto anche una cosa importante: siccome abbiamo un po' di tempo in più in queste festività, per chi ce l'ha, insomma, cerchiamo di deliziare e cerchiamo di trovare delle ricette gustose da preparare, anche dei dolci fatti in casa, fatti cambiando gli ingredienti, giocando. Ecco, io certe volte il gioco in cucina è fondamentale. Se tu sai giocare in cucina con i vari ingredienti, anche un po' di sperimentazione, quindi. Sì, magari la prima volta non ti esce, la seconda volta, quando i pazienti vengono in studio e mi dicono: dottore, ma io ho provato con la farina di grano saraceno, ho provato, non legava, magari alla terza, quarta volta hanno trovato una combinazione giusta ed è venuto un dolce fantastico. C'è anche un altro aspetto importante legato sempre al discorso dell'alimentazione, del benessere, anche della digestione stessa, che è la qualità del sonno. Sì, la qualità del sonno è fondamentale, perché ci sono degli studi recenti che parlano di se dormi male aumenta il cortisolo, il nostro ormone dello stress, e si abbassa un altro ormone che si chiama leptina. Allora, se non vogliamo entrare proprio nel tecnico di queste due cose, il cortisolo lo conosciamo tutti, che è l'ormone dello stress. Questo cortisolo ti gioca un brutto scherzetto, perché a parte demuscolarti, quindi va a mangiucchiare muscolo, ti fa accumulare pure, ti fa rilasciare più zuccheri e più grasso nelle zone dove poi quando nel periodo post-natalizio, post-festivo, ci scopriremo con i nostri giubbini, ritroveremo i nostri rotolini e ci renderemo conto: ma questo qui è partito da un sonno di qualità bassa,
ha fatto aumentare il cortisolo ha fatto aumentare zuccheri e praticamente lo zucchero ha fatto rilasciare insulina, l'insulina ha fatto accumulare grasso. Quindi se io dormo e dormo bene, accumulo meno grasso. Guarda, Tutti a letto. sì, no, io dico questo perché mi occupo anche delle problematiche del sonno e so che veramente a me non mi preoccupa il soggetto obeso che dorme male, perché lo sappiamo che un soggetto, una persona che ha un po' di chiletti in più dorme male, certo, penso che ci fisiologico. arriviamo tutti, no? Invece a me, siccome ho importanti collaborazioni con centri di pneumologia, facendo polisonnografie e roba varia, interessa più il soggetto magro che dorme male, che non riesce a raggiungere, sta sempre nelle zone superficiali del sonno, magari ti dice io ho dormito bene tutta la notte, però poi alla fine si alza stanco la mattina, la domanda. Questo è un sonno non buono e questo rientra in quello che dicevi tu della qualità del sonno, che là bisognerebbe un attimino valutare perché stai dormendo male, se sei un soggetto magro, e lì entrano altre molecoline che le nominiamo, che sono l'orexina, la nesfatina, che ho scritto tanti articoli su queste cose qua e bisognerebbe riprendere un attimino possesso di un sonno buono, di qualità, farlo bene questo sonno, vedere, come ti ho sempre detto nelle passate trasmissioni, il sonno è importante, ma bisogna capire perché la persona sta dormendo male, quindi non agire ovviamente con un sintomatico. Io mi prendo ad esempio un tot integratore che mi fa dormire, ma qual è la causa? Perché stai dormendo male? C'è un accumulo di stress maggiore in questo periodo? Stai vivendo un periodo particolare? Quindi cerchiamo di analizzarci. E di capire, insomma, di contestualizzare la situazione. Ritorniamo invece sul titolo della nostra trasmissione. Sazi ma non troppo. Questo vuol dire appunto che anche in questi giorni di festa, dove ci sediamo intorno a queste tavole imbandite, bisogna alzarsi sempre ancora con quel pizzico di fame, quindi non alzarsi strapieni? No, questo è sbagliato. Questa cosa qui non bisogna alzarsi a tavola con il giusto appetito, con la giusta sazietà, cioè nel senso sbagliato alzarsi a tavola che ancora ci fa fame, perché quello poi ci porterà ad andare di nascosto, magari in un'altra mensolina, il frigo o a chiedere è rimasto qualcosa, e quella sarà la tragedia della padrona di casa che penserà ho cucinato poco o ho cucinato male. Che non solo offendiamo la padrona di casa, ma andiamo a fare un discorso che no, dobbiamo alzarci tranquilli, beati, sazi, non svenire sul tavolo, ovviamente, perché qua ne parlavamo nel fuori onda, dicevamo questa cosa qua, che abbiamo questa tendenza che se non sveniamo sul tavolo non è festa, no? Ecco, sfatiamo quest'altro mito, cioè godiamoci il pranzo, la cena, dipende da quello che facciamo, però alziamoci non con la fame, perché altrimenti veramente poi questo ci porterà a una fame, ad andare a toccare altro. Quindi anche magari il vizio di andare a spiluccare prima di metterci a tavola, quello no. Mani in tasca, se vedete le cose magari sistemate lì, attendete di accomodarvi a tavola, ma se ci sono appunto, se la padrona di casa prende la buona abitudine di posizionare in tavola magari proprio come aperitivo le crudité, quelle sono ottime perché vi spianeranno la strada per affrontare con tranquillità un'ottima cena o un pranzo molto piacevole. Infatti è questo. E c'è anche quello che con la scusa va a rubare la polpetta piuttosto che la... Assolutamente, da sempre funziona così. Il ladro ufficiale si autodefinisce assaggiatore ufficiale. È sempre lui che si alza per primo, faccio io, in tutte le famiglie che si rispettano ne ha almeno uno. C'è sempre l'assaggiatore ufficiale. No, diciamo che invece dobbiamo cercare di godere pure della tavola imbandita, gli occhi devono
fanno vedere che c'è il ben di Dio, c'è veramente ci sono cibi buoni sulla nostra tavola, e cerchiamo veramente di non sederci lì e azzannare tutto, arrivare veramente come col cronometro, via, andare subito sulla tavola, ma cominciamo veramente anche a farci servire in questi piattini queste crudité, no? Cominciare a mangiare anche se non si è seduti neanche a tavola, cominciamo se non a tavola facciamo un disastro. Forse un buon trucco potrebbe essere iniziare a comprare anche forse i piatti un po' più piccoli, piuttosto che utilizzare quei piatti enormi, potrebbe essere anche un gioco psicologico. Sì, invece del piattone da pizza utilizzare tutti quelli da dessert. Da dessert più piccoli, ma se pensiamo, io come ben sai porto avanti il discorso della dieta Gift. La dieta Gift ha fatto il piatto diviso in 3, in alcune parti ci possiamo aggiungere anche un piatto diviso in 4 con la crudité prima e le 3 porzioni dopo. Se ci facciamo caso, anche le dimensioni del piatto sono importanti. Giocano e hanno un ruolo molto importante proprio per consentire anche di avere un regime alimentare anche in termini di porzioni, che ci aiutino nel ridimensionare anche le quantità. E poi diventa anche più economico e più comodo, soprattutto quando si tratta di tavolate con tante persone. Assolutamente. Quante volte capita appunto di cucinare in maniera eccessiva, lo dicevamo in testa alla nostra trasmissione. Dottore, siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Io la ringrazio per tutti i consigli molto preziosi che ha elargito oggi. Abbiamo fatto una puntata, diciamo, molto fresca, ecco, molto in questo caso, ma così doveva essere, perché effettivamente i consigli sono quelli che abbiamo dato, sono consigli che ne abbiamo dati diversi. Grazie ancora, buon Natale a lei, buone feste ai nostri telespettatori che hanno scelto di seguirci anche oggi, tanti auguri di cuore. Termina qui l'appuntamento di oggi con Linea Rovente, naturalmente un buon proseguimento di giornata in compagnia dei programmi della rete. Alla prossima e auguri. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.